Reduce da ben 4 vittorie consecutive, l'Atletico Quarto, maglia giallo-blu, ospita il Monsignor Sanguinetti in San Bernardino Solferino, maglia nera e verde, già campione di seconda categoria Girone C e della Coppa Liguria. Al terzo minuto si guadagna un calcio di punizione alla formazione casalinga, bomber Callero sul pallone, il tiro è potente e preciso ma riesce a deviare Tacchella. 5 minuti dopo però c'è il gol del San Bernardino, la posizione della punizione era avvicinata, mette in area folle a favore di Ariccio che di testa insacca. All'11° la punizione perfetta battuta da Callero va a buon fine, il capitano dell'Atletico Quarto riporta il risultato in parità e segna il 20° gol in campionato. Al 19° cambia nuovamente il risultato, torna in vantaggio il San Bernardino con testa secca che riesce a spiazzare con il suo destro Vernier. Appena 2 minuti più tardi l'arbitro assegna un calcio di rigore giallo-blu, sul dischetto Callero che non sbaglia, 2-2. Con le immagini del montaggio di Luigi Pittatore continuano i gol, al 27° va il tiro para ma non blocca Tacchella e cinico e mette in rete Callero, tripletta per lui. Dopo 3 minuti dall'inizio della ripresa continua ad attaccare la squadra di casa, c'è Cagliani a puntare in porta, sembra entrare il pallone ma la traversa gli nega la gioia del gol. Si assestano un po' i ritmi del gioco fino al 21°, quando ancora Callero sfiora la rete numero 4 di un soffio. Si risveglia anche la capolista 2 minuti dopo, le buone intenzioni di capitano Giannazzo però si infrangono sul palo. Al 28° è instancabile e sempre preciso sulle punizioni Callero, riesce a salvarsi Vernier. A 9 minuti dal termine non mola l'Atletico Quarto, che allunga le distanze con Perria. Passano altri 5 minuti e c'è il poker di Callero che chiude il match, assist di Donini per il 5-2 finale. Il San Bernardino Solferino con la pancia piena cede il passo all'Atletico Quarto che con la 5ª vittoria consecutiva si avvicina sempre di più alla zona play-off.